quanto ci vorrà qui per rimettere a posto? Ci vorranno anni, anche perché l'acqua è andata ai due piani più bassi dei soppalchi e quindi una serie di barattoli con le collezioni sono caduti in terra, quindi per ora li stiamo recuperando e posizionando molto rapidamente in sicurezza, e poi ci vorrà veramente anni per passare tutte le collezioni e rimetterle come si trovavano prima, quindi in ordine sistematico, preciso e sapendo dove si trova il materiale. Tenga conto che si parla di decine di migliaia di vasi con materiale scientifico dentro. E in termini di costi? In termini di costi stiamo ancora facendo delle stime, però il patrimonio scientifico non è valutabile dal punto di vista economico, è veramente incommensurabile, mentre stiamo facendo una valutazione su tutto quello che abbiamo perso come strumentazione tecnica e strutture, dai tavoli ai microscopi, le lampade speciali per studiare il materiale, le pinze, i bisturi e tutta una quantità di materiale veramente immenso. Il museo resterà chiuso? Ma per fortuna del pubblico i due piani di esposizione al pubblico, il piano terra e il primo piano, si sono salvati, per cui deciderà la giunta comunale cosa fare, se chiudere o no. Noi qua continueremo a lavorare per mesi. Attenzione. Perché sono delle lasche dove tenevamo i grossi esemplari di pesci, vedo sono tutti rovesciati anche laggiù, poi su ci sono le collezioni in album. Questo è il laboratorio nuovo che avevamo fatto dopo il 91. Era un laboratorio molto ben attrezzato che adesso è stato completamente distrutto per una presentazione completa. Anche per poter operare dissezioni di grossi esemplari avevamo delle celle frigorifere, dei frigoriferi per poter mangiare. Quello